Abbiamo cominciato a distribuirle, ne daremo uno per ogni residente. È evidente che con questa mascherina non è che possono girovagare in giro per il territorio, dovete stare a casa, semplice. Ore 9:30, Comune di Brendola, tutto è pronto per consegnare le mascherine della regione. Per ogni via abbiamo fatto una scatola, un sacchettino e dentro ci sono le mascherine in appositi sacchetti corrispondenti al numero civico, quindi al nucleo familiare. Prima di partire alcune cose fondamentali da sapere. Questa mascherina si può disinfettare con un prodotto o col 70% di alcol e 30% di acqua. Si spruzza questo detergente sopra, si lascia asciugare al sole e si può riprendere ad usarla. È evidente che le mascherine servono come schermo protettivo, non sono a uso medicale e la distanza di 1 metro, 1,5 metri, 2 metri deve essere sempre mantenuta. Le macchine dei volontari della Protezione Civile, subito resisi disponibili a dare un aiuto, sono caricate. In mano l'elenco delle vie e dei civici. Si parte per la consegna. Buongiorno signora, abbiamo a consegnare mascherine da parte del comune. Buongiorno, consegniamo mascherine, Beggiato, numero civico 23, eccole qua. Grazie mille. Prego. Preferiremmo non averle proprio, che non ce ne fosse bisogno, però sì dai, almeno sarebbe meglio di niente, almeno siamo più sicuri, ecco. No, perché l'abita... No, non sono queste signora. Va bene. L'abita pioggia, ma adesso le qua... Sì, siamo soddisfatti, sì, ci servono. Grazie mille. Senta, ma come si vive questa quarantena? È come essere in prigione, è una cosa mai vissuta, insomma, non ci si aspettava una cosa del genere. Il giro prosegue di casa in casa, di via in via e proseguirà anche nei prossimi giorni man mano che il comune verrà rifornito.